Oggi vi voglio raccontare la mia prima vacanza estiva tutta insieme alla mia moto e con la mia ragazza. Durante la programmazione di questa vacanza avevamo preso in considerazione mete diverse, anche fuori dal nostro paese, ma proprio all'inizio del 2020 è scoppiata una pandemia di Covid-19. Questo ci ha spinto a organizzare un tour di una settimana nella nostra bella Italia e dopo aver ristretto il campo delle opzioni abbiamo optato per l'Abruzzo. 5 giorni totali, 2 da trascorrere al mare e 3 per girare all'interno della regione e per poi tornare a casa. Quindi, il 17 agosto abbiamo deciso di partire in direzione Alba Adriatica. Non abbiamo optato per l'autostrada, ma abbiamo voluto goderci il paesaggio passando paese per paese e facendo una sosta per pranzo a Fano. Abbiamo trovato un ristorante proprio vicino all'aeroporto e abbiamo scelto specialità della zona, mangiando davvero bene. A questo punto siamo resi conto che il traffico sulla costa stava aumentando davvero troppo e anche il caldo faceva la sua parte. Così, visto che mancava poco all'arrivo, abbiamo deciso di prendere l'autostrada per arrivare più in fretta ad Alba Adriatica. Dopo 1 ora e 30 siamo arrivati all'hotel che ci ha aspettato per 2 giorni. Abbiamo fatto una doccia rinfrescante e siamo andati a fare una camminata sul lungomare. In questi 2 giorni abbiamo assaggiato i tipici rosticini della zona e ci siamo rilassati un po' sulla spiaggia. Tutto molto carino, ma comunque troppo affollato per i miei gusti. D'altronde siamo ad agosto e non posso pretendere altro. Questa è solo la prima parte della vacanza estiva in Abruzzo, ma il bello deve ancora arrivare. A breve vi mostrerò la seconda parte del viaggio, quella a mio parere la più bella di tutta la settimana. Quindi se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel like e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. A presto!